Abbracci, strette di mano, pacche sulle spalle, il nuovo procuratore di Catanzaro Salvatore Curcio viene accolto calorosamente al suo arrivo in tribunale per la cerimonia di investitura del nuovo ruolo che lo vedrà in prima linea per la lotta al malaffare. Tornare a Catanzaro dopo averci passato 28 anni della propria esperienza professionale comporta indubbiamente un po' di emozione, però cercheremo di contenerla. Emozionato e commosso il neoprocuratore che parla di responsabilità e del lavoro da svolgere. C'è una grande responsabilità sotto tutti i punti di vista, sotto il profilo oggettivo, perché la Procura distrettuale antimafia di Catanzaro è una delle prime procure antimafia d'Italia, un potenziale investigativo che è difficile riscontrare anche in altri uffici di procura distrettuale. E anche sotto il profilo soggettivo, perché raccolgo una grande eredità che è quella di Nicola Gratteri, che ha messo in piedi una squadra efficiente che funziona, e il mio obiettivo è quello innanzitutto di assicurare continuità a questo ufficio, continuità nelle investigazioni, continuità nei processi e nei dibattimenti che si faranno e coesione tra tutti i componenti dell'ufficio. Il giuramento del nuovo procuratore di Catanzaro alla presenza delle alte cariche dello Stato, delle forze dell'ordine, di autorità civili e religiose, ma anche di tanti amici e colleghi con i quali ha lavorato fianco a fianco, a cominciare dal predecessore Nicola Gratteri, che non poteva mancare in una giornata così speciale. Ogni volta che vengo è sempre una bella emozione. Abbiamo trascorso 7 anni importanti qui tutti assieme, voi giornalisti, le forze dell'ordine, i miei colleghi, la gente ha potuto apprezzare o meno il nostro lavoro di squadra, e ora sono venuto qui per augurare al collega Curcio tanta fortuna e soprattutto tanti successi in un lavoro di squadra, quindi era importante per me essere qui. Per tanti motivi, per tutti questi motivi messi assieme. Poi il passaggio delle consegne dal nuovo procuratore di Cosenza, Vincenzo Capomolla. Io ancora rimarrò un periodo qui alla Procura di Catanzaro, ovviamente per il passaggio delle consegne, come si dice, no? E avere un periodo di diciamo, compresenza con il collega Curcio, dopodiché andrò alla Procura di Cosenza, dove mi aspetto di dare il massimo del mio impegno, così come ho fatto qui alla Procura di Catanzaro.